Sì, ok. Se qualcuno può anche chiudere la porta oppure dire di là di abbassare un po', per favore. Ok, carissimi, buongiorno a tutti. Voglio presentare, la prima cosa che voglio fare oggi è presentare la sorella Amanda, che è una cantante cristiana gospel e che sta facendo un tour un po' in tutte le nostre chiese. È una bravissima cantante, ma non voglio farvi più pubblicità più di altro perché parlerà di più la sua voce e la sua spiritualità che non tanto quello che dico io. Okay? Subito dopo che avremo letto il testo biblico, ho fatto una brevissima meditazione, io passerò la parola a lei e così lei potrà mostrarvi questo ministero che lei sta sviluppando qua in Italia. Okay? Se tu hai portato la parola di Dio, ti invito ad aprire nel primo libro di Re, al capitolo 19, 19, prima Re, capitolo 19, dal versetto 19. Quindi prima Re 19. E ci parla di una bellissima storia che è il passaggio di testimone tra due grandi uomini di Dio, uno Elia e l'altro è Eliseo, no? E dice così la parola di Dio. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con 12 paia di buoi davanti a sé ed egli stesso guidava il 12° paio. Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse: ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò. Elia gli rispose: va e torna, ma pensa a quello che ti ho fatto. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio con la legna dei gioghi dei buoi, fece cuocere la carne, la diede alla gente e la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Un bellissimo testo che ci parla di un passaggio di testimone tra un grande profeta e un altro ancora più grande profeta in Israele. Questo è quello che si dice un vero e proprio discepolato, perché da lì in poi Eliseo ha cominciato a seguire Elia per imparare a essere il profeta nazionale. Quando arrivava un profeta nazionale in Israele il paese era in festa, ok? Quindi provate a immaginare quanto era importante quello che lui doveva fare, quello che Eliseo doveva fare. E lui ha capito subito che quando ha incontrato Elia la sua vita sarebbe completamente cambiata. Allora, adesso facciamo un paragone con noi. Un giorno Gesù si era detto: andate e fate discepoli. Se il passaggio di testimone tra Elia e Eliseo era importante, quanto più è importante il passaggio di testimone tra Cristo e quello che a ciascuno di noi lui ha detto: andate e fate discepoli. Eliseo ha fatto una cosa molto interessante. I buoi che lui stava usando per lavorare, che cosa ha fatto? Ha fatto un sacrificio di ringraziamento al Signore, perché quel ministero era un ministero di cui lui avrebbe gioito grandemente, visto l'opera di Dio veramente da vicino. Allora io e te siamo chiamati a fare discepoli, a passare il testimone alle future generazioni. Perché? Perché Cristo l'ha fatto la stessa cosa con noi. Sei pronto per fare discepoli? Sei pronto per andare in giro per il mondo a fare discepoli? Il Signore ci ha chiamato a fare questo. Quanto è importante questo passaggio di testimone. Sai perché è importante che noi lo facciamo? Perché le prossime generazioni non deve morire il messaggio del Vangelo, siamo noi che lo teniamo in vita. E se oggi noi possiamo predicare la parola di Dio è perché qualcuno nel tempo passato, nelle generazioni passate, ci ha passato il testimone a noi e ci ha detto: va, corri, perché questa è la tua corsa, questa è la tua generazione e tu devi fare la differenza. Ok? Possiamo alzarci in piedi e preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina e darci cibo spirituale fresco che viene dal suo trono di grazia. Subito dopo io passerò
la parola alla sorella Amanda per lodare il Signore, ok? Quindi stai pronto che il Signore vuole insieme a noi fare un'opera questa mattina, ok? Signore nostro Dio, nostro Padre, noi siamo qua un'altra volta nella Tua presenza, Signore, la Tua presenza santa che benedice le nostre vite, la Tua presenza santa, Signore, che cambia il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di sentire. Signore, siamo qua, Padre, perché vogliamo approfittare al massimo, Signore, di quello che Tu vuoi fare stamattina. Signore, noi vogliamo essere in sintonia con il Tuo Spirito. Io ti prego, nel nome di Cristo Gesù, che ogni spirito contrario, Signore, alla Tua attuazione, alla Tua opera stamattina sia legato nel nome di Cristo Gesù e che ciascuno di noi, Signore, possa dare un contributo, Padre, perché la Tua opera venga fatta stamattina. Se c'è qualcuno che è entrato qua, Signore, con amarezza, con dispiacere, con angoscia o con qualcosa, Signore, che impedisce il fluire del Tuo Spirito, io ti prego di curare nel nome di Cristo Gesù e che il Tuo Spirito possa fluire veramente, Signore, in noi e attraverso di noi per fare la Tua opera completa. Signore, che possiamo uscire da questa sala ripieni, Signore, della coscienza, della consapevolezza che Tu ci hai visitato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti, prima di cominciare a lodare, io ti chiedo di girarti verso il tuo fratello a destra, a sinistra, a dietro. Dai una parola di benedizione, un saluto al tuo fratello e alla tua sorella, ok? Amen. Vi siete salutati, buongiorno a tutti. Ringrazio un'altra volta il pastore Alessandro per questa opportunità di essere qui. Ci siamo conosciuti la settimana scorsa a Padova e oggi sono qui per adorare Dio insieme a voi. Quanti sono venuti qua per cantare a Lui? Amen. Io ho un versetto che segna da sempre la mia vita ed è un salmo che dice: una cosa io ho chiesto al Signore e quella io ricerco, di abitare nella sua casa tutti i giorni della mia vita. Sarà che tu puoi immaginare in questo momento che tu potevi essere in qualunque altro posto, magari al mare che è qui vicino, ma tu hai scelto di essere qui. E siccome tu hai scelto Dio, Lui oggi parlerà con ognuno di noi. Tra un pochino vi racconterò la mia testimonianza, ma vorrei iniziare già col primo canto che dice proprio: canta con me. E dice: mi sento pronto ad indossare la sua armatura. Oggi che noi possiamo rivestirci di tutta l'armatura che Dio ci ha lasciato per andare a essere testimoni in questo mondo, come diceva il pastore. Il mondo ha bisogno di Gesù e noi abbiamo qualcosa da donare a tutta l'umanità. Amen? Sento pronta ad indossare la sua armatura, con il suo scudo e la sua spada, la sua parola. Camminerò per ogni strada a testa alta, senza vergogna innalzerò per sempre il nome suo, il nome suo. Canta con me, adora il nome di Dio Padre, Padre. Con me porta le mani verso il cielo, cielo. Con me ama incondizionatamente. Con me indossa l'armatura di Dio Padre. Mi sento pronta ad indossare i miei valori e tramandare la sua luce a chi ha paura. Affronterò ogni mia prova con il conforto della parola. Celebrerò per sempre il nome suo, il nome
canta con me, adora il nome di Dio Padre, Padre, con me, porta le mani verso il cielo, cielo, con me, ama incondizionatamente, con me, indossa l'armatura di Dio Padre. Non ci sono muri che Dio non può abbattere, non ci sono porte che Dio non può aprire per me. Con la sua armatura addosso non ho nulla da temere, da temere. Canta con me, adora il nome di Dio Padre, Padre, con me, porta le mani verso il cielo, cielo, con me, ama incondizionatamente, con me, indossa l'armatura di Dio Padre. Amen. Che noi possiamo indossare questa armatura e fare ciò che Dio ci ha chiamati per fare. Voglio raccontarvi adesso un po' di me. Io mi chiamo Amanda, ho 27 anni e Dio mi ha dato l'opportunità di fare questo CD. Però questo CD parla di un percorso, di un cammino che non è stato tanto facile, perché io cresco senza i miei genitori. Mia mamma aveva 15 anni quando io sono nata, mio papà ne aveva 19 e quindi erano molto giovani, erano piccini, non badavano nemmeno a loro stessi, figurati a me. E quindi io cresco con la nonna materna, che grazie a Dio mi ha sempre portata nella casa del Signore. Io da quando ero piccolina, avevo 4 anni, già cantavo in chiesa, e per quello che vi dicevo del versetto, perché nella casa di Dio io sapevo che io potevo arrivare triste, io potevo arrivare afflitta, ma io tornavo a casa in maniera diversa. E questo mi dava forza, facendo sì che io non scegliessi di andare in discoteca, che io non scegliessi di andare a divertirmi il sabato sera o la domenica mattina, ma mi faceva andare nella casa del Padre. Però vi confesso che quando ero piccola, che andavo alle elementari, io uscivo da scuola e vedevo tutti i miei amichetti col papà, con la mamma, e io c'avevo mia nonna. E io arrivavo a casa e piangevo tantissimo. E dicevo, Signore, perché a me? Perché a me? Nonostante io fossi cresciuta nella casa di Dio, conoscevo Lui, nelle mie preghiere io lo chiamavo Dio, Salvatore, ma non riuscivo a chiamarlo Padre. E io mi arrabbiavo e dicevo, come faccio io a chiamarti Padre se io una figura paterna qui sulla terra non ce l'ho? Non riesco. E per molti anni ho permesso che il mio nemico mi lanciasse accuse, mi lanciasse che io non ero amata, che io non ero voluta, che io non ero stata pianificata, perché oggi noi vediamo una mamma quando è incinta pianifica la sua gravidanza, compra i vestiti, compra le cose. Pensate un po', mia nonna ha scoperto che mia madre era incinta quando lei già aveva 8 mesi. Da tanto che lei nascondeva questa pancia, quando è arrivata all'8° mese non ce l'ha più fatta e ha raccontato alla nonna. E ieri ero in un'altra chiesa e mentre aspettavo il momento di cantare, lo Spirito Santo ha parlato con me e diceva, Amanda, anche se agli occhi degli altri tu eri nascosta, io già ti vedevo. Anche se agli occhi di tutti nessuno sapeva che tu c'eri, la mia parola dice che prima ancora che io fossi generata, quando io ero generata nel ventre di mia madre, lui conosceva già tutti i miei giorni. E quindi ieri mi sono commossa con questa cosa, perché ho detto, Signore, non importa la nostra storia, non importa il nostro passato, non importa se nessuno ti ha amato, se nessuno ti ha voluto, Dio ha un piano per ognuno di noi.
E il titolo del mio disco si chiama proprio Ti chiamo padre. Abbiamo voluto dare questo titolo perché per molti magari è semplice, ma per me non lo era. E quindi un giorno ho deciso di entrare nella mia stanza e dire: Dio, se tu veramente ci sei e mi hai amato così tanto, rivela il tuo amore a me. Perché la nostra identità di figli è qualcosa di essenziale per la nostra fede. Se noi non ci sentiamo figli di Dio, se noi non capiamo che su quella croce Gesù ci ha dato questa identità, non capiamo che ogni volta che sbagliamo possiamo arrivare davanti a Dio e Lui ci perdonerà, perché Lui è Padre. E allora la mia vita è stata una vita un po' di combattimento, tante lotte interiori, però combattevo sempre con la cosa sbagliata, perché combattevo contro mia nonna che non mi capiva, contro le persone, fino a quando ho capito che la mia lotta io dovevo farla direttamente con Dio e Lui avrebbe guarito le mie ferite. Quindi voglio incoraggiarti in questa mattina. Non so qual è la tua vita, io ti ho raccontato la mia, non so qual è la tua difficoltà, ma Dio vuole che lottiamo insieme a Lui, perché con Lui ogni cosa è possibile. Amen? Per finire la storia, io tuttora vivo con mia nonna, mia mamma è in Italia, è qui, ha costruito la sua famiglia, ho 3 sorelle, mio padre è rimasto in Brasile e in tutto ciò mio papà si è convertito, grazie a Dio, mia madre ancora no. E quindi nelle chiese che vado vedo tanti genitori che pregano per i figli: Signore, cambia il cuore di mio figlio, fai qualcosa. Io invece sono il contrario, dico: Signore, mia mamma, per favore. Ci sono anche questi casi e a volte è più difficile, perché un genitore conosce più il figlio. Io come figlia non ho nemmeno vissuto tanto con lei, dico: Signore, fai che lei cambi. E in tutto ciò sono riuscita a liberare perdono nei loro confronti e sono riuscita a capire che se loro non avevano ricevuto amore, come potevano amare me? E quindi il Signore ci chiama in questa mattina a combattere. La nostra vita come cristiani è come stare in un ring tutti i giorni. Noi indossiamo i nostri guanti e andiamo a lottare. Amen? Quando meno me l'aspettavo, Lui mi ha invitata a salire sul ring e mi ha messo davanti a uno specchio, alla parte peggiore di me. Ho fatto 10 passi indietro e dopo 100 passi avanti e solo adesso mi rendo conto che ho combattuto con Dio e ho perso l'impazienza, ho perso l'arroganza e il piacere di mentire. Ho combattuto con Dio e ho perso lo sconforto e il gusto del peccato, perché avevo bisogno di perdere tutto ciò che non mi permetteva di vincere. So che avevo bisogno di perdere tutto ciò che non mi permetteva di vivere e dare il meglio di me. Quando meno me l'aspettavo, Lui ha girato da capo il mio film e ha lasciato soltanto riflesso della parte migliore di me. Mi ha detto: non voltarti indietro, ma guarda solo e sempre avanti.
E solo adesso mi rendo conto che ho combattuto con Dio e ho perso l'impazienza, ho perso l'arroganza e il piacere di mentire. Ho combattuto con Dio e ho perso lo sconforto e il gusto del peccato, perché avevo bisogno di perdere tutto ciò che non mi permetteva di vincere. So che avevo bisogno di perdere tutto ciò che non mi permetteva di vivere e dare il meglio di me, solo il meglio di me. Ho combattuto con Dio e riscoperto la vita e accettato il suo amore per dare il meglio di me. Alleluia. E così ho fatto. Solo quando sono riuscita a lottare con Lui, lasciare tutti i pesi che mi soffocavano, il rifiuto, l'abbandono e tutte le cose che vi ho raccontato, sono riuscita a dare il meglio di me. A volte ci accontentiamo della sopravvivenza, mentre Dio non ci sta chiamando a sopravvivere, ci sta chiamando a vivere una vita e una vita in abbondanza. Ringrazio tantissimo questa Chiesa per l'opportunità e che Dio benedica la continuità di questo culto. Amen. Amen. Alziamoci in piedi, noi vogliamo continuare questa lode, questa consegna nelle mani del Signore. Vorrei invitare la Chiesa a pregare in questo momento. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità che tu ci dai ancora di essere qui, Signore, a versarci, Signore, davanti al tuo altare, Signore, perché noi vogliamo fare affidamento, Signore, non su di noi stessi, Signore, su quello che noi siamo, Signore, ma vogliamo fare affidamento soltanto nel tuo amore, Signore, che invade il nostro cuore, Signore, ci fa sentire così amati da te, Signore. Per questo noi vogliamo rallegrarci, Signore, vogliamo onorarti, Signore, e celebrare il tuo nome, Padre, in questo giorno, in questa giornata calda di domenica, ma dove possiamo sentire il nostro spirito rinnovato, i nostri cuori così caldi, Padre. Ed è questo che noi vogliamo fare adesso, Signore, proclamare la tua grandezza, Signore, perché tu meriti la lode, l'onore e la gloria, Signore. Nel tuo nome noi ti preghiamo, Gesù. Amen. Il nostro Dio è grande. Dove io non posso, il Signore va. Il Signore arriva davanti a noi. Ed è questo che noi vogliamo cantare in questa mattina. Amen. Città e cieli tu dai, non c'è una
sopra di ogni altro, il Redentore, grande potenza sei Dio. Dio insieme, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Amen. È il Signore, il nostro Dio che noi vogliamo cantare. E una delle promesse del Signore è che anche quando noi camminassimo nella valle della ombra della morte, i momenti difficili che noi passiamo nella nostra vita, Lui ci ha promesso che non avrebbe ci abbandonato mai. E questo è una meraviglia, questa promessa del Signore, che noi abbiamo la sua presenza costante, è qualcosa che ci rincuora, no? che ci aiuta a camminare, che ci fa camminare avanti. E di tutto quello che noi parleremo qui oggi, se tu riuscissi a uscire di qua questa mattina, perlomeno col pensiero che tu non sarai mai solo, forse noi siamo riusciti. Quante volte durante la settimana, nelle nostre lotte, noi ci sentiamo soli? Solo io? Non penso. Tanti di noi si sentono soli a volte, no? Ma il Signore dice che non ci lasceria mai da soli. Lui è con noi ogni giorno, per sempre e sempre. Amen. Se camminerò nella notte, tu cammini con me e tuo amore mi salverà.
una luce che risplende per me. E per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai. Mi lascerai mai, non mi lascerai mai. La Chiesa dichiara, Signore, Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai. insieme. Un'altra volta, gloria a te Signore. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Alleluia il tuo nome, Signore. Aleluia teu nome, Senhor. Non ti lascerai mai. Il Signore è mio Signore, è quello che mentre io dormo, Lui prende cura di me. È quello che hai detto che ha pensieri di pace e non di male. È quello che ci accoglie, è quello che sa mentre noi ancora pensiamo. Sa tutto quello che succede nella nostra testa e prima ancora che noi parliamo, Lui sa già quello che noi dobbiamo parlare. La parola dice che anche la lode viene da Lui, anche il desiderio di lodare il suo nome viene da Lui e non c'è mai stato un Dio come Lui. Amen? Lodiamo il tuo nome, Signore.
fonte, la mia rocca, sei misericordia, sotto le tue ali, Signore, io mi nascondo nel perfetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Alleluia, il tuo nome, Signore. Potete sedere. Tu ci credi veramente che il Signore si prende cura di te? Quando Gesù ha dato il mandato ai suoi discepoli e gli ha detto andate e fate discepoli, lui sapeva benissimo che sarebbero state come pecore in mezzo ai lupi, perché fare discepoli non è una cosa semplice. Ossia, questi uomini, questi 12 che hanno cominciato, e più leggo la parola di Dio e più capisco quanto grande è il miracolo che Gesù ha fatto attraverso questi 12. Ossia, non c'era neanche un teologo tra di loro, c'erano dei pescatori, c'era un assassino, Simone lo Zelota, faceva parte di una setta di assassini questo. C'era un esattore delle tasse, ma 12 persone determinate a obbedire al comandamento di Gesù di fare discepoli. E quelle 12 persone hanno cambiato il mondo. Allora oggi noi siamo molto di più di 12 e credo che il comandamento di fare discepoli sia lo stesso da allora, ok? E possiamo fare molto, ma dobbiamo pagare un prezzo. E sotto le sue ali noi riusciremo veramente a fare la differenza in questo mondo che ha bisogno che qualcuno brilli nelle tenebre. E la persona che Dio ha scelto per brillare sei tu, sono io, e il Signore vuole usarci per questo scopo. La parola di Dio dice, Matteo capitolo 28, quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Pensa che roba, dopo tutto quello che avevano visto, hanno anche dubitato. E Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Un comandamento con 2 grandi promesse da parte di Cristo, ok? E mediteremo proprio su questo tema, ma vorrei prima pregare insieme a voi, ok? Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore, perché tu non sei qua per caso stamattina. Il Signore ha qualcosa da dirti, come ha detto a me stamattina, e Lui farà una chiamata stamattina, una chiamata al ministero, una chiamata forse alla missione, forse a fare discepoli, ma qualcosa Lui ti chiamerà a fare. L'unica cosa che tu puoi fare è rispondere sì. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, perché Signore ancora una volta tu col tuo popolo sei paziente, Signore. Da 2000 anni tu predichi attraverso i tuoi uomini, Signore, la stessa identica cosa, aspettandoti una risposta dai tuoi figli. E Signore, che la risposta che noi ti daremo stamattina sia solo sì, Signore, voglio, faccio, vado dove tu mi chiedi. Signore, io ti ringrazio perché sicuramente tu troverai dei discepoli qua, Signore, disposti a fare la tua volontà nel nome di Cristo Gesù. Amen. Tra la morte di Gesù
E questa richiesta che Gesù ha fatto ai suoi discepoli passano circa 40 giorni, ok? Al 50° giorno dopo la morte e la risurrezione di Cristo sarebbe nata la Chiesa, lo Spirito Santo sarebbe entrato nel cuore dei discepoli e sarebbe cominciata la storia che ancora oggi viviamo. Ma è interessante che la parola di Dio in Atti capitolo 1, versetto 3 dice che in questi primi 40 giorni dei 50 andare a Pentecoste, Gesù si è mostrato ai suoi discepoli in varie occasioni, mostrando a loro chi lui era, confermando a loro quello che lui aveva predicato durante tutta la sua esperienza terrena. E a un certo punto Gesù dice: andate in Galilea perché Gesù vi precede là. Su questo versetto poi mediteremo anche un pochino più avanti perché è molto profondo. E nel proprio paese natio di quei discepoli, vi ricordate che la maggior parte di loro erano dei Galilei e la maggior parte di loro, almeno la metà, noi sappiamo per certo che erano pescatori. Quindi su un monte vicino al lago di Galilea si trovano insieme a Gesù. E Gesù dà loro questo comandamento: andate e fate discepoli tutti i popoli, eccetera, eccetera, eccetera. Fate discepoli, ok? Non dice semplicemente andate a evangelizzare, perché la cosa interessante è che noi facciamo una confusione tremenda nelle nostre chiese. Evangelizzare è buttare il seme e poi andarsene. Fare discepoli significa prendere una persona, metterla a fianco, diciamo così, spingerla in avanti nel cammino cristiano, esortarla, sgridarla quando è necessario, confortarla quando sta soffrendo e spendere tempo, spendere lacrime, se così la possiamo chiamare, e fare una spremuta della tua anima in modo che una parte della tua anima entri dentro di lei e quella persona attraverso il tuo esempio possa cominciare a camminare liberamente con Cristo. Ok? Perché la parola di Dio guarda i dettagli. Quando noi leggiamo la parola di Dio sono i dettagli che sono importanti, e dice: fate miei discepoli, non dice fate vostri discepoli, dice fate miei discepoli. I discepoli, le pecore sono mie, tu soltanto devi rappresentarmi e essere un esempio ufficiale. E ti tolgo subito un altro dubbio dalla mente: questa cosa di fare discepoli non è riservata ai soli pastori, non è riservata ai soli apostoli, è riservata a ciascuno di noi, perché Cristo non ha fatto nessuna distinzione in questo testo biblico, ossia che tu abbia 70 anni, 80, 5, 10, che se tu sei un figlio di Dio sei chiamato a fare discepoli, sei chiamato a prenderti qualcuno a fianco e farlo camminare insieme a te per guardare che cosa Cristo farebbe nella sua vita. E sai perché dobbiamo fare così? Perché l'opera di Dio è più importante delle nostre vite, perché l'opera di Dio, quando noi non ci saremo più, deve continuare a sopravvivere a questa generazione. E io e te abbiamo il privilegio di passare il testimone alla prossima generazione, perché la prossima generazione possa portare avanti ancora una volta la parola di Dio, predicare la parola di Dio e vedere delle persone che si convertono e vivono il miracolo di camminare con Cristo, un Dio invisibile ma molto più vivo di tutti gli dei che si predicano in questo mondo. Questo è il nostro compito e Gesù ce l'ha dato, e nessuno può dire: Signore, io non voglio farlo. Se sei un vero figlio di Dio ti rifiuterai di cedere alle insistenze del mondo che ti dice: stai a casa a riposare, hai già fatto abbastanza. C'è un mantra che il diavolo mette nella testa di ogni credente, ok? Attento, perché l'ho scoperto a mie spese, che ti dirà sempre: sei stanco, riposa, hai bisogno di riposare. E sai chi è questo che ti mette nella testa questo pensiero? È il diavolo. E sai perché? Perché un cristiano inattivo è la sua più grande vittoria. E la parola di Dio dice, il Signore Gesù ha detto: andate a fare discepoli, uscite dalla vostra area di conforto, dopo vedremo un po' più in dettaglio questo, e cominciate a camminare per il mondo, perché là fuori ci sono delle persone che hanno bisogno della parola del Signore. Il Signore vuole usare me e vuole usare te. Ma la cosa interessante è che Gesù, prima di dire andate fate discepoli, ha fatto un'affermazione straordinaria, che è questa: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Tu ci credi a questo? Perché è interessante che noi il Signore lo chiamiamo Signore, ma tante volte io ho l'impressione che noi ci comportiamo soltanto attraverso una fede psicologica, funzionale no, di sicuro, perché chi ha la fede funzionale dice: Signore, tu sei veramente il Signore di questa terra. Allora, per capire bene questo principio che il Signore ci dice all'inizio, prima di dare il grande mandato ai Suoi discepoli e di mandarli per il mondo a fare discepoli, ti ricordi quando Pietro si è fermato e quando Gesù ha chiesto ai Suoi discepoli: il mondo, chi dice che io sia? E allora i Suoi discepoli cominciano a rispondergli: alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, altri dicono che tu sei Elia, altri dicono che tu sei Geremia, ma lì Gesù fa una domanda che è la domanda chiave per la vita loro e anche per la vita nostra oggi. Lui chiede: e per voi chi dite che io sia? Allora ti giro la stessa domanda, qua lo Spirito Santo sta facendo un'opera con i miei fogli. Ti giro la stessa domanda che Gesù ha fatto ai Suoi discepoli. E tu chi dici che Cristo è? Tu chi dici che Cristo è nella tua vita? Tu pensi veramente che Lui sia Signore sopra la morte, sopra una malattia, sopra un problema finanziario, sopra un problema matrimoniale, sopra un problema con i figli, sopra un problema che non riesci a risolvere? Tu credi che veramente Cristo Gesù è il Signore, sì o no? Perché a volte noi ci comportiamo esattamente il contrario, ci disperiamo, ci strappiamo i capelli per un problema che non riusciamo a risolvere, ma il Signore dice: io sono il Signore. Io sono il Signore, e prima o poi l'unica tua preoccupazione durante la tua esistenza è rimanere a fianco a me e camminare insieme a me. Ieri ho avuto il privilegio di avere Mario e la Vivian a casa mia. Mi hanno dato una testimonianza che ho detto: Signore, che meraviglia. Mario, posso dare questa testimonianza che voi avete dato? Hanno avuto la figlia praticamente durante il primo parto, ok? Quasi morta. E io credo, due genitori, io sono genitore, loro sono genitori, mentre io ascoltavo la loro testimonianza mi commuovevo, perché ho detto: Signore, ma se capita a me non so come succederà la cosa, ok? E loro mi hanno detto: Pastore, noi abbiamo pregato Dio e abbiamo detto: Signore, fai la tua volontà, fai la tua opera, qualsiasi essa sia. E la cosa ha voluto, Cristo ha voluto che questa ragazza oggi ha già il secondo figlio, questa ragazza sta bene, ed è la gioia della mamma e del papà. Perché? Perché Cristo è il Signore. Giacomo apostolo fa eco al Signore e gli dice: non meravigliatevi del fuoco che è acceso in mezzo a voi per provare la vostra fede. Perché voi dovete riconoscere ad ogni passo, ad ogni difficoltà, ad ogni ostacolo, ad ogni mura di Gerico che è imbattibile, che è impenetrabile, che voi potete fare un grido e quelle mura cadono, perché io sono il Signore. Ma noi dobbiamo credere a questo, fratelli. E Gesù dice una cosa a Pietro, gli dice: tu sei beato, Simone di Giona, perché non uomo ti ha rivelato questa cosa, ma il Signore, il Dio Padre ti ha rivelato questo. E io ti dico altrettanto, che su questa pietra, ossia su se stesso, su Cristo Gesù, io edificherò le fondamenta della mia Chiesa, e le porte dell'inferno e dell'Ades non potranno vincere. C'è una buona notizia per te, caro mio: se il diavolo fa un'opera nella tua vita, lui non può vincere. Lui non può vincere la Chiesa che predica la parola di Dio. Lui non può vincere una famiglia che è fondata sulla parola di Dio, perché il Signore è la pietra angolare, il fondamento della Chiesa. Ma tu credi che quando tu vai a pregare, tu preghi l'uomo, che Gesù tu sai che è ancora uomo, vero?
nella struttura interiore, lui è ancora uomo, perché lui ha fatto questa esperienza umana e si è portato tutte le notti. Ricordi che cosa dice la lettera agli Ebrei, che dice che dobbiamo avvicinarci al trono di Dio perché lui è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. E Cristo è ancora uomo nella sua struttura, oltre che essere Dio nella sua struttura, perché lui è tutte e due le cose insieme. E quando tu ti avvicini a lui capisce quello che stai dicendo, e lui è al di sopra dell'universo e può rispondere alle tue preghiere esattamente perché lui è il Signore. Ma tu credi che quando tu preghi tu puoi smuovere l'universo, sì o no? Perché la parola di Dio dice che Elia era un uomo sottoposto alle stesse pressioni, come alle stesse passioni nostre, e ha pregato che non piovesse per 3 anni e mezzo e non è piovuto, e poi ha pregato di nuovo e ha cominciato a piovere. Ma Elia era uomo come noi. Fratelli, quando noi diciamo Signore, io so che tu sei il Signore, tu sai come cambia la tua preghiera? Cambia in modo radicale. E anche se lui ti risponde no, perché tu sai che a volte il Signore risponde no, vero? Perché o è no, o è aspetta, o è sì. Sono le 3 le situazioni. Ma anche quando ti risponde no è perché lui non vuole darti quella cosa, perché non è il meglio per te. E lui ti darà il meglio per te, perché tu sei un suo figlio. E quando tu preghi, il Signore ti ascolta perché lui è il tuo Signore. Il Signore ha potere di curare, sì o no? Il Signore ha potere di perdonare i peccati qua sulla terra, sì o no? Le persone si scandalizzavano quando diceva lui, io ho il potere qua sulla terra di perdonare i peccati. Tu vuoi vedere una persona totalmente restaurata dal Signore attraverso la tua testimonianza? Tu vuoi vederla, sì o no? Prendere un drogato, prendere un tossicodipendente, prendere una persona che dipende dalla pornografia, prendere una persona che dice bugie tutta la giornata e si trasforma attraverso l'opera di Cristo, ma tu devi credere che Cristo è il Signore. E tu chi dici che io sia? Ancora oggi il Signore ci chiede. E il Signore dice, io ho ogni potere in cielo e sulla terra. Quando tu vieni a me, io sono al di sopra di ogni potestà, principato, demone che si agisce in questo mondo e in quello a venire. Io sono il Signore. Il Signore è il tuo Signore? E poi lui dice, andate dunque, andate dunque. E mi sono soffermato su questa parola, andate, ma soprattutto dunque. Io avevo un professore a scuola che mi diceva, arriviamo al dunque, ok? Vi ho parlato per 2 mesi di questo argomento, adesso facciamo il compito in classe, arriviamo al dunque. E Gesù dice, andate dunque, ossia adesso è il momento in cui voi dovete cominciare a fare dei passi. Uscite dalla vostra zona di conforto. Allora sta attento, sta attenta. Adesso bisogna dire tutte e 2 per fare il politically correct, no? Attento e attenta, perché si sa mai che qualcuno si offenda. Le ultime ore dei discepoli sono state un disastro completo, ok? Non ce n'è uno di quei discepoli che ha fatto una cosa giusta, a parte Giuda che ha tradito Gesù e poi si è andato a suicidare, questo è il primo, ok? Ma Pietro che ha dichiarato, Signore, se tutti ti abbandonassero io sarò il primo, andrò davanti a te, ti proteggerò. Sì, come no? Io non lo conosco quello lì, non voglio sapere chi è. No, ma io ti riconosco, tu sei un Galileo, io ti ho sentito parlare, no, ti sbagli di grosso. Gli altri sono tutti scappati. Uno addirittura, che probabilmente i teologi dicono che è Giovanni, mentre cercavano di prenderlo gli hanno strappato il vestito e corso via nudo. Io mi immagino lui che entra in città scappando nudo dai soldati che lo andavano a prendere, no? Poi Gesù risorge, ok, va a cercare i suoi discepoli, 2 erano sulla via di Emmaus, ti ricordi? Mentre tornavano a casa, sai Signore, no, non dicono Signore, sai
Gesù si avvicina a loro, neanche, la parola di Dio dice che non l'hanno neanche riconosciuto da tanto che erano impediti. Parentesi, quante volte noi non riconosciamo la mano di Dio agire nelle nostre vite perché abbiamo gli occhi impediti e non vogliamo vederlo perché vogliamo stare nella nostra zona di conforto. No, io qua mi sento bene, ok? Sto bene qua, non voglio mettermi in gioco. E questi due discepoli tornano da Gerusalemme a Emmaus. Sai, ma tu non hai sentito parlare di quel Gesù, no? Che era venuto qua, ma adesso è tutto finito. Due discepoli che hanno vissuto 3 anni e mezzo insieme a Cristo, hanno visto tutto quello che Lui ha fatto. Poi Gesù entra nella stanza dove erano radunati 10 di 11 e sai perché loro erano in quella stanza? Perché avevano paura dei farisei, ok? E Gesù si mostra in mezzo a loro, mostra le sue ferite, poi se ne va e c'era uno che si chiamava Tommaso, ti ricordi? Ok? Che gli dice, quando rivedi gli altri 10 dice, io se non tocco non credo. In mezzo agli 11 c'era un incredulo, un ateo, ok? E Gesù cosa fa? Siccome non lascia in sospeso niente Cristo, va a riprendere Tommaso. Vieni Tommaso, metti il ditino qua, ok? E senti le mie ferite. Ah Signore, adesso credo, ma adesso, ok? Infine Gesù dice, ok? Andate e io vi precederò in Galilea. E quindi i discepoli partono. Sta attento a quello che ti dico adesso perché è fondamentale per capire perché dice dunque. Okay? Partono, arrivano in Galilea e in Galilea si ritrovano nella stessa situazione in cui si trovavano prima di conoscere Cristo, ossia 6 pescatori, uno di quelli che era il leader supremo, che era Pietro, che cosa dice? Io vado a pescare. Gente, io vado a pescare. Torno alla mia professione di prima perché ho fallito. Vi state rendendo conto di quello che Pietro ha fatto? E ha trascinato con sé almeno altre 6 persone. Erano in 7 sulla barca. Vado a pescare. Sai perché lui ha voluto tornare a pescare insieme agli altri 6? Perché lui ormai stava lasciandosi dominare dai suoi fallimenti come anche quelli degli altri. Ma sai che cosa Cristo ha detto? Io vi precedo in Galilea, ossia vado davanti ai vostri fallimenti e non mi interessa se voi avete fallito, andate a fare quello che io vi ho chiesto. Lo traduciamo in termini pratici. Cristo sa ancora prima che tu nascessi quanti fallimenti io e te avremmo fatto. Ne hai fatti un po' insieme a me anche tu. E lui ti dice, io so quali sono i tuoi fallimenti, io ti conosco a fondo, ma vai perché io ti ho scelto per portare il messaggio di Cristo, per salvare il mondo, dai la tua testimonianza di una vita trasformata. Io so che non sei perfetto, ma vai perché durante il cammino le tue gambe si rinforzano, il tuo cuore comincia a battere più forte per il mio Evangelo. Sai cosa ha detto un pastore? Sta attento. Nella storia del cristianesimo succedono delle cose incredibili. Chi è appassionato di storia del cristianesimo legge di quelle testimonianze incredibili. Ti ricordi che era John Wesley, è il fondatore del metodismo, ok? E durante una sua missione negli Stati Uniti in nave, sapete che al tempo non c'erano gli aerei, no? Quindi lui è andato in nave e c'erano delle navi che attraversavano tutto l'oceano, ma navi di legno, non come le navi moderne. E mentre lui tornava da una missione fallimentare in cui pochissime persone si erano convertite, sai che cosa è successo? È successa una tempesta terribile, quasi la barca si sfascia completamente. E c'erano dei fratelli che si chiamavano i fratelli Moravi, che erano i primi missionari della storia del cristianesimo, proprio i primi, ok? Che erano tranquilli sulla barca, ma di una tranquillità pazzesca. E Wesley, che era il predicatore itinerante, quello che faceva convertire migliaia di persone in Inghilterra, va negli Stati Uniti, non fa un'anima di conversione, torna, ha paura della morte,
mette piede sull'Inghilterra, va per la prima volta dopo che ha questa esperienza fallimentare in una chiesa, il pastore che predicava, gli ha predicato proprio una predica di fuoco, è interessante se tu vai a leggere tutta la storia, ma puoi leggerla da solo, e a un certo punto Wesley va da questo pastore che predicava in una piccola chiesa, ma un pastore che veramente credeva e conosceva Cristo a tu per tu. Questo predicatore gli dice: sai che cosa devi fare? Mentre tu predichi, continua a predicare, perché prima o poi ci crederai anche tu. Caro mio, Dio conosce i tuoi fallimenti e sai che cosa ti dice stamattina il Signore? Continua a camminare, perché prima o poi anche tu diventerai un mio testimone. E Pietro, che era quello che l'ha rinnegato 3 volte, Gesù lo prende da parte, perché torno a ripetere, Dio non lascia in sospeso nessuno. Prende da parte Pietro e per 3 volte: Signore, ma tu mi ami, Pietro? È interessante vedere anche nel contesto greco, no? Che dice: Pietro, ma tu mi agapi? Ossia, tu mi ami dell'amore di Dio? Signore, tu sai ogni cosa, no? Tu mi conosci. La seconda volta non gli dice: Pietro, tu mi agapi, gli dice: Pietro, tu mi filei, ossia mi ami almeno di un amore di amicizia? Signore, tu conosci tutto, veramente. E per 3 volte che cosa fa Gesù? Gli dice: pasci le mie pecore. Vai, Pietro, rialzati, perché io conosco i tuoi fallimenti. E non fallirai solo qua, fallirai anche in futuro. Ma io ti dico: vai, fai il pastore, fai il mio testimone, perché io voglio che la tua vita sia un esempio per tanti. Ti ricordi quando Pietro e Paolo hanno litigato, che Pietro simulava? Tu pensi che il Signore non lo sapesse in Atti degli Apostoli? Quando Paolo lo racconta in una delle sue lettere: io ho resistito in faccia a Pietro perché lui simulava. Il Signore sapeva, ma lo stesso gli ha detto: vai e pasci le mie pecore. Il Signore va davanti e ti precede nei tuoi fallimenti, ma Lui vuole usarti per la sua gloria. Non spaventarti perché sei imperfetto. Dio ti vuole usare così come tu sei. Amen, Chiesa? Ok? Questo non ti esime dal santificarti, ok? Non ti ho aiutato in questo, ma attenzione, dobbiamo santificarci proprio perché il Signore ci ama esattamente così come noi siamo. E terza cosa, quando Gesù dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. La prima promessa che abbiamo visto è: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Perché il Signore ha detto questo alla fine, quando veramente il suo discorso ai discepoli era finito? Perché, come ho detto prima, lui sapeva che le pecore andavano in mezzo ai lupi a testimoniare la parola di Dio e sapeva che alcune di loro sarebbero state sbranate. Tu sai che su 12 apostoli l'unico veramente che è rimasto in vita fino all'anzianità è stato Giovanni, l'apostolo Giovanni, che era probabilmente il più giovane di tutta la compagnia, no? Se tu vai a vedere nella storia che viene raccontata nella Chiesa, la maggior parte di loro sono stati crocifissi. Pietro probabilmente, secondo la tradizione, è stato crocifisso a testa in giù, è molto probabile che sia successo. Alcuni sono stati lapidati, alcuni sono stati scuoiati vivi, ok? Altri sono stati cotti nell'olio bollente. Questo è quello che è successo ai discepoli. Sai perché Gesù stava dicendo questo? Io so che voi soffrirete per la mia causa, ma io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, fino all'ultimo vostro respiro. Io sono lì con voi. Quando tu sei triste, Dio è lì con te. Quando tu sei allegro, Dio è lì con te. Quando tu sei al lavoro, Dio è lì con te. Quando ti maltrattano, Dio è lì con te.
quando tu stai parlando di Lui, Dio è lì con te. Quando tutte le situazioni della vita passano davanti a te, Dio è lì con te. Lui ti ha formato nel ventre di tua mamma, Lui ha deciso quante persone e quali persone avresti incontrato durante la tua vita, ti ha dato i tuoi genitori, ha voluto che tu fossi esattamente fisicamente così come tu sei, con le tue caratteristiche, perché Lui ti ama così come sei e dice proprio questo: io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Io ho scritto i giorni che ti spettano sul libro della vita. Non ti abbandonerò mai. Se Cristo rinnegasse questo principio, Lui rinnegherebbe il suo nome. Ti ricordi come è stato chiamato Gesù quando è nato? È stato chiamato Emanuele, che vuol dire Dio con voi. C'è stata l'esperienza di un uomo che io penso che è quello che ha sofferto più di tutti nella storia del cristianesimo, che si chiama Paolo Apostolo. Tu conosci. Questo uomo, io mi sono immedesimato un po' come pastore, perché lui era un pastore itinerante, no? E la cosa incredibile è che lui andava in una chiesa, o meglio, andava in un posto, fondava una chiesa, cresceva quella chiesa, strutturava quella chiesa, disciplinava e ammaestrava quella chiesa per un lungo periodo. Usciva, che cosa succedeva? Entravano i falsi dottori e la chiesa che cosa faceva? Accoglieva i falsi dottori e lui da lontano, da un altro posto, veniva a sapere che i falsi dottori stavano rovinando la chiesa che lui aveva fondato per onore e amore di Cristo. E a un certo punto io penso, Signore, ma come quest'uomo poteva soffrire una cosa di questo genere? È come se ti venissero a portare via un figlio. È come se ti prendessero la moglie e la portassero in Arabia. Quando siamo andati in Egitto hanno cercato di comprare mia moglie per 40 cammelli. Non so se mi spiego, no? Io dico, gente, ma robe da matti, cioè uomo come merce, no? È questo che succede, sta attento. Quando lui racconta alla chiesa di Corinto le sofferenze che lui ha passato, dice così: spesso sono stato in pericolo di morte dai giudei, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho passato un giorno e una notte sugli abissi marini, spesso in viaggio di pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatica, in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E io dico, ma a un certo punto l'Apostolo Paolo non si sarà chiesto nella sua mente, dopo tutto quello che sto soffrendo, ma sarà che il Signore è con me? Sarà che ho fatto qualcosa di sbagliato? Ti è mai capitato questo? Dio mio Signore, come sto soffrendo in questa situazione, ma cosa ho fatto di sbagliato? È che la nostra mente ragiona in un modo malato, carnale, come se quello che ci capita influenzasse il carattere di Dio e Dio ti fa la disciplina e è pronto lì con una spada a punirti esattamente nel momento in cui tu cadi. È così il nostro Dio? Ma il Signore ha fatto una cosa interessante con Paolo. Tu vai là 2 capitoli più avanti. Sai perché lui ha sempre realizzato che Cristo camminava vicino a lui? Perché 14 anni prima il Signore gli aveva dato una visione del cielo. Dio l'ha preso, l'ha rapito in spirito, è andato alla presenza di Dio nel terzo cielo e gli ha detto: Paolo, io sarò con te sempre. E lui è riuscito a sopportare tutte le sofferenze perché lui era cosciente che Dio andava davanti a lui e io sono con te ogni giorno fino alla fine dell'età presente, fino alla fine della tua vita. Io non so cosa tu stai passando, ok? Penso che tu abbia le tue sofferenze, le tue difficoltà, le tue angosce come me. Pastore, ma tu hai angoscia? No. Guarda, o sono morto o sono un angelo. Le cose sono 2. Se non ho qualche problema umano. E Gesù sapeva che se noi facciamo il nostro ministero cristiano con coerenza, la sofferenza arriva. Ti voglio leggere un testo che si trova sempre. È una lettera dell'Apostolo Paolo, 2 Timoteo 3,12 dice: del resto
tutti quelli che vogliono vivere piamente, ossia praticando la parola di Dio in Cristo, saranno perseguitati. Io so che nella mente di qualcuno adesso sta scattando un meccanismo che una volta è scattato anche a me, ma dopo ho capito che non è proprio così. Ah, ma pastore, ma qua siamo in un paese libero, predichiamo la parola di Dio senza essere perseguitati. È questo che dice questo testo biblico. Dipende, c'è scritto alla fine, dipende da dove tu abiti. Se tu vuoi vivere una vita cristiana coerente, pratica, che testimoni Cristo ai popoli, tu soffrirai. Ok? È automatico. Perché? Perché tu entri nella proprietà del maligno, nel mondo, nel buio, e tu porti la luce. Che cosa fanno gli scarafaggi nella luce? Scappano. Però qua c'è quello che abbiamo detto all'inizio. Ma le porte dell'inferno e dell'Ades non potranno vincere. Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Fratelli, andiamo fuori a testimoniare la nostra fede. Prendiamoci questa grande responsabilità con le nostre vite di dire chi noi siamo in Cristo e facciamo Suoi discepoli. Ok? È questo che ci ha mandato a fare il Signore. Pastore, io sono imperfetto, anche io. Abbiate pazienza con me perché il Signore deve ancora finire la sua opera, ok? Non pensate che il pastore sia un essere perfetto, al contrario. Sono come tutti gli altri esseri umani, però, come Gesù ha detto, io vi precedo in Galilea, io vi precedo nei vostri farimenti. Io vi ho amati prima che voi diventaste miei amici. Romani capitolo 5 dice che Egli ci ha amato mentre eravamo ancora Suoi nemici. È questo che dice la parola di Dio. Tu vuoi essere usato da Cristo per fare discepoli? Ti prometto lacrime e sangue, ok? È quello che dice la parola di Dio. Ma vedere una vita trasformata, vedere una vita presa dal buio del mondo e trasformata per la gloria di Dio, è per questo che noi lottiamo, gente. Non per sedersi qua, ascoltare un messaggio. Il messaggio è l'inizio di qualcosa. È l'inizio di un percorso con Cristo. Adesso io ti ho lasciato quello che Dio mi ha lasciato a me questa settimana. Ma adesso tocca a te. In qualche modo tu sei fregato. Perché adesso è nelle tue mani far fruttare questo seme che il Signore ha lanciato questa settimana. E davanti a noi il Signore dice: la mia missione, ti ricordi che c'era un film che si chiamava Mission Impossible? La nostra missione è una missione più che possibile, vittoriosa, per la gloria di Dio, perché il Signore va davanti a noi. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per quello che ci hai lasciato questa mattina, con i canti, con la comunione fraterna, con la tua parola, Signore. E quello che faremo fra poco, che è quello di contribuire con la tua opera in modo pratico. Signore, io ti chiedo che questo seme possa portare frutto e che tutti quelli che stanno dicendo era per me, che possano prendere questa verità e farla propria, pratica in questa vita, Signore, che ha bisogno di luci in mezzo alle tenebre. Grazie, Signore, per i miei fratelli e per le mie sorelle che stanno prendendo delle decisioni importanti. Usa, Signore, le nostre vite perché il mondo conosca che c'è un Dio che vive. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen, Chiesa, hai capito la parola di Dio? Sì? Per la gloria del Signore faremo, ok? Alziamoci in piedi, invito il gruppo di lode.
E è il momento in cui possiamo adorare Dio, ovviamente con le nostre primizie, per far avanzare l'opera di Dio nel mondo, ok? È un modo di adorare il Signore. Signore, sì, tu sei Dio, sei il nostro Dio, Signore. Confidiamo in te, confidiamo le nostre vite, Signore, a te. Ti ringraziamo, Signore, per ogni persona che ha dedicato, Signore, un po' di
tutto quello che tu ci dai ogni giorno, Signore. Le tue benedizioni sono infinite, Padre. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, chiederti, Signore, di moltiplicare, Signore, ogni offerta fatta, Signore, nel contributo o anche nella sua vita personale, Padre. Chiedo di benedirle, Signore, nel tuo nome, a Gesù. Amen. Amen. Come ha detto la parola di oggi, solo Dio ha il potere di toglierci dalle tenebre e dall'oscurità. E quest'ultima lode che voglio fare insieme a voi ha un piccolo ritornello in portoghese che abbiamo inserito perché io sono brasiliana e quindi l'abbiamo aggiunto, e dice proprio questo: quanto tempo io stavo chiusa nel mio cerchio senza trovare il centro, ma tu mi hai liberata offrendomi la verità. Ed è questo che Dio ha fatto in noi, e oggi abbiamo capito che attraverso di noi molte altre vite possono vivere questa esperienza. Amen. Ma ammetto, a volte ho pianto così tanto che non ricordo quanto, ed ho inventato scuse per difendermi da me, solo da me. Cercavo la primavera in posti dove non c'era, il cuore sempre in apnea. Poi ho incontrato te, ho conosciuto te, tu mi hai guidato come un faro nella notte. Solo davanti a te, con le mie lacrime, ho ricevuto tutte quante le risposte. Meu Pai, você me salvou do escuro. Meu Pai, você me salvou do escuro, do escuro. Quanto tempo chiusa nel mio cerchio, senza trovare il centro. E tu mi hai liberato offrendomi la verità, la verità. La vita non è più nera se il sole dove non c'era, il vento sulla mia vela. Tu eri insieme a me su quelle rapide e mi hai aiutata ad evitare quelle rocce. Solo davanti a te, con le mie lacrime, ho ricevuto tutte quante le risposte. Meu Pai, você me salvou do escuro. Meu Pai, você me salvou do escuro, do escuro. Ti prendi cura di me, mi porti dove non ho avuto la forza di arrivare. Ti prendi cura di me, mi porti dove non ho avuto il coraggio di camminare. Ora che tutto è più facile, ora che so dove andare, ora che so cosa fare, mi hai dato tutte le prove. Scrivile tu queste pagine, perché conosci tutte quante le risposte. Meu Pai, você me salvou do escuro. Meu Pai, você me salvou do escuro, do escuro. Ti prendi cura di me, mi porti dove non ho avuto la forza di arrivare. Ti prendi cura di me, mi porti dove non ho avuto il coraggio di camminare. Amen, alleluia. È così che Dio fa con noi. Amen. Posso dirlo io? Ok. Allora, la sorella là in fondo ha un banchetto con tutto il suo materiale, se qualcuno vuole comprare CD, braccialetti e quant'altro, può fermarsi dopo finito il culto per aiutare questo ministero, ok? Io ho invitato il
il signor Marcello. No, stai qua che vogliamo pregare per te, per il tuo ministero in Italia, no? Che il Signore possa usarti per la sua gloria in tutti i posti dove tu andrai, ok? Ti ricordi quali consigli ti ho dato? Umile e semplice. Ok, vieni Marcello. Amen. Sì, Padre Santo, noi abbiamo avuto un banchetto questa mattina, abbiamo lodato il tuo nome, noi abbiamo portato una parte delle benedizioni che tu ci hai donato. In questo momento, Padre, io voglio benedire, voglio che tu benedisca, voglio fare questa preghiera per la nostra sorella Amanda, Signore. Signore, l'Italia ha tanto bisogno, Padre, di guarigione, tanto bisogno, Padre. Ci sono tante anime che si sono perse, si stanno perdendo, e è una gioia grandissima vedere che tramite questo strumento grandissimo che è la musica è potente, tu puoi fare meraviglie. Signore, come ha già toccato tanti cuori questa mattina, benedici la sua vita, Signore, che dove lei possa camminare, dove possa la sua voce arrivare, Signore, le persone possono essere toccate e trasformate nel nome di Gesù. Grazie per la sua vita, Signore, proteggela, Signore, e da tutto quello che lei ha bisogno, Signore, emozionalmente, fisicamente, Signore, tu sai di tutto. Benedici questa vita nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Grazie sorella. Ok. 2 annunci molto rapidi. Il primo, allora abbiamo terminato il nostro corso di Apocalisse, però la nostra Chiesa vuole riprendere a studiare la parola di Dio, perciò da settembre, dalla prima settimana di settembre, cominceremo uno studio di teologia sistematica, ok? Allora, se voi andate nella bacheca subito fuori dalla porta, io organizzerò 15 incontri, okay, di teologia sistematica, trattando tutti gli argomenti che ci sono esposti là. Se tu vuoi, ci saranno delle dispense, sarà tutto ben organizzato, ci sarà un diploma di fine corso, ok? Non è una cosa così, noi siamo delle persone serie, no? Tu uscirai, c'è anche l'esame, esatto, passando sotto la verga del pastore. Se tu vuoi iscriverti, già puoi parlare con me, ok? Io comincerò a prendere il tuo nome in modo che posso così già pensare a quante dispense stampare e così organizzare al meglio il tutto, ok? Va bene? Penso che non ci sia altro. Va bene. Eccola lì, sì. E niente, alziamoci in piedi, chiudiamo il nostro culto con una preghiera. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per l'esperienza, Signore, di culto di questa mattina e grazie, Signore, per la settimana di sfide che noi abbiamo davanti, che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana.